Buon pomeriggio a tutti. Io sono, per chi non mi conoscesse, Arcangelo Boldrin e sono presidente di questa neocostituita associazione che abbiamo non a caso voluto chiamare Fondaco Europa. Fondaco Europa che inizia proprio da questa prima iniziativa l'attività partendo da un tema che segna un punto di criticità nel faticoso cammino della costruzione dell'Europa unita. Su questo referendum, che tra poco meno di 2 settimane si svolgerà in Gran Bretagna, ascolteremo poi i nostri relatori. Permettetevi però di rubarvi qualche istante per dirvi solo 2 cose su Fondaco Europa. Noi ci siamo costituiti perché vogliamo far, come dire, rinascere, rinvigorire nuovamente un sano spirito europeista e vogliamo perseguire 2 obiettivi. Sono 2 obiettivi entrambi ambiziosi. Il primo è di cercare di levare una voce contro il vento che sta imperversando, che sta spazzando in ogni contrada d'Europa, un vento fatto e caratterizzato da populismi, da semplificazioni, dalla rinascita di nazionalismi, contro un'Europa che oggi viene definita da più parti l'Europa della paura, contro quella parte di Europa che non capisce che le sfide che oggi noi ci troviamo di fronte e che dobbiamo affrontare non si possono affrontare dividendoci, ergendo muri, ergendo fili spinati, ma casomai cercando di accelerare il processo di unificazione. E il secondo obiettivo, anche questo ambizioso, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica affinché aiuti l'Europa e in particolare i suoi leader a ritrovare il suo baricentro, quello che è stato ed è il suo baricentro da un punto di vista storico e culturale, che è il Mediterraneo. In questo senso noi crediamo fermamente che l'Unione Europea unitariamente, e sottolineo unitariamente, perché questo purtroppo non accade spesso, debba incrementare il dialogo con i paesi che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo e anche con quelli che fanno parte della zona del Medio Oriente, altra area cruciale per gli equilibri mondiali. Come voi avete capito, noi quindi ci proponiamo di fare queste cose e c'è molto lavoro da fare per raggiungere questi obiettivi e certamente non siamo talmente presuntuosi di pensare di poterlo fare da soli, anzi abbiamo bisogno di tutti voi, abbiamo bisogno anche di tante altre persone, in particolare i giovani e le persone che voi riuscirete ad attrarre e ad avvicinare a questo nostro progetto. Anche per questo ci siamo permessi di mettere quella scheda sui vostri posti a sedere e ci auguriamo che poi la riconsegnate compilata all'uscita dei lavori di questo convegno. In fondo crediamo fermamente che valga la pena in questo momento storico di impiegare le nostre energie per far sentire che c'è un'Europa, che vuole gli Stati Uniti d'Europa e lo fa lavorando per questo obiettivo senza nascondersi né i punti di criticità né le difficoltà di questo cammino, ma con la consapevolezza che questa strada non ha alternative, pena lo scivolamento verso una decadenza a cui saremmo fatalmente condannati. Mi fermo qui. Ringrazio David Sassoli, Pierpaolo Baretta e Sergio Fabbrini per essere qui con noi e per trattare la questione dai loro diversi angoli visuali. Il primo al vertice del Parlamento europeo nella sua funzione di vicepresidente, il secondo al governo del nostro Paese come sottosegretario al Ministero dell'Economia e il professor Fabbrini come studioso ed esperto di politica internazionale, docente alla LUISS di Roma. Passo la parola alla professoressa Tiziana Lippiello, prorettore vicario della nostra Università Ca' Foscari di Venezia, che anche ringrazio per aver accettato l'invito a presiedere questo convegno e a introdurne i lavori. Grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Grazie dottor Boldrin, buongiorno a tutti e benvenuti. Prima di presentare i relatori che sono così autorevoli che in verità non necessitano di presentazione,
Vorrei dire due parole sul Fondaco Europa, questa associazione culturale di Venezia, e in particolare sull'organizzatore di questa bellissima iniziativa culturale, il dottor Arcangelo Boldrin. Innanzitutto sulla passione con cui organizza queste iniziative culturali, in particolare questa, e cosa promuove questa associazione culturale. Promuove soprattutto il dialogo interculturale, la necessità della coesione dell'Europa, ma soprattutto la sensibilità sociale. Ed è con questo spirito che il dottor Boldrin ha organizzato questa iniziativa su questo tema sfidante, challenging, che è quello di Brexit, su cui appunto abbiamo sentito varie, e sentiamo quotidianamente, varie e contrastanti opinioni. Vi presento quindi gli autorevoli relatori. Alla mia destra Pierpaolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia, che ringrazio, il dottor David Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo alla mia sinistra, noto giornalista, tutti lo conoscete, europarlamentare del partito e ora vicepresidente del Parlamento europeo con una delega ai rapporti, alla politica del Mediterraneo. E infine il famoso professore politologo Sergio Fabbrini, docente dell'Università LUISS di Roma, insegna all'Università LUISS di Roma con una prestigiosa cattedra Jean Monnet ed è anche professore di scienze politiche presso la University of California, la famosa University of California a Berkeley, e ha diretto la scuola di studi internazionali molto prestigiosa dell'Università di Trento, e ne approfitto per salutare il rettore dell'Università di Trento, il professor Collini. Ecco, inizierei quindi con il professor Fabbrini e su questo tema appunto cosa rischia l'Unione Europea e in particolare, essendo il professor Fabbrini un esperto di politiche europee, inizierei a chiedere a lui cosa significa, quali sono le implicazioni per noi italiani, per l'Inghilterra e in seno all'Unione Europea. Ovviamente il tema si presta a molteplici considerazioni, cosa significa il Brexit non solo nella politica, negli equilibri europei, ma sarà interessante anche esaminare cosa significa nel contesto, nella geopolitica mondiale e soprattutto nelle politiche del Mediterraneo, ma non solo, nelle politiche con la Russia, con l'Asia, con l'Asia orientale e con quella che viene chiamata l'Eurasia. Quali sono le implicazioni? Quindi inizierei dal professor Fabbrini e dalle considerazioni in Europa. Cosa significa in Europa e cosa significa per noi e per la Gran Bretagna? Grazie. Beh, intanto grazie a voi, al dottor Boldrin, a Paolo, che amico, che mi ha invitato e mi ha dato l'opportunità di essere a Venezia, in questa sala bellissima, una giornata strepitosa in cui le preoccupazioni dell'Europa svaniscono dietro la bellezza di questa città. Dunque, Brexit è già un fatto, al di là delle conseguenze che avremo il 23 giugno dopo il referendum. La stessa indizione del referendum rappresenta un punto, a mio parere, di non ritorno nei confronti Non si sente? Forse vado là? No, sta seduto. Perché laggiù non vedono. Ok. Facendo il professore so la fatica che hanno gli studenti in fondo con il collo così, allora ho imparato a parlare in piedi per rendere più facile l'accettazione delle cose che noi professori diciamo. Allora, l'indizione del referendum rappresenta la simbolica manifestazione del fatto che la Gran Bretagna non vuole stare dentro questa Europa. Non ha molta importanza nella logica che io seguo che vinca il Remain oppure che vinca il Brexit, le differenze saranno molto limitate, perché in realtà questo referendum è un referendum che si gioca principalmente su un piano esistenziale. È un referendum che concerne l'identità stessa della Gran Bretagna e il suo rapporto con l'Europa a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. Notate che è interessante per chi come noi
come dire, abbiamo studiato l'Unione Europea pensando che l'Unione Europea era il risultato di una pressione economica, di formazione dei mercati, di spinta dei principali gruppi di interesse. Ecco, se pensiamo a questi schemi con cui abbiamo ragionato finora, vediamo che in Gran Bretagna i principali gruppi di interesse economici, il Business Roundtable, la Confederazione delle Imprese inglesi, la City di Londra, gli stessi sindacati, come dire, la composizione economica, il piedistallo economico della Gran Bretagna è a favore dell'Europa, vuole rimanere in Europa, mentre invece contro l'Europa, per l'uscita dell'Europa, è la popolazione at large, la quale ha un rapporto con l'Europa che probabilmente è un rapporto esistenziale che non è stato mai risolto. E non è stato risolto per ragioni storiche. E qui ci porta a quell'ambiguità che secondo me ha caratterizzato sin dal 1973, quando la Gran Bretagna è entrata in Europa, che ha caratterizzato i rapporti tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea. La Gran Bretagna è entrata in Europa nel 1973 per ragioni esclusivamente economiche. Aveva creato insieme ad altri paesi scandinavi un'associazione che ancora esiste, che si chiama European Federal Trade Association, che era alternativa alla nostra comunità economica europea. La Gran Bretagna pensava che la comunità economica europea aveva un carattere troppo sovranazionale, non avrebbe funzionato. In realtà la comunità economica europea, i trattati di Roma del 1957, avevano consentito ai paesi usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale di svilupparsi economicamente, di stabilizzarsi politicamente, come pochissimi prevedevano. A quel punto la Gran Bretagna, che viveva una sua crisi di declino economico, era più che il malato d'Europa, decide di fare domanda per entrare nell'Unione Europea. I francesi non sono contenti, c'è una rivalità storica tra la Francia e la Gran Bretagna, De Gaulle pone il veto sull'entrata della Gran Bretagna. Quando non c'è più De Gaulle, muore De Gaulle, quella domanda viene presa e viene accettata. Nel 75, 2 anni dopo, la Gran Bretagna organizza un referendum per capire se i cittadini erano favorevoli a rimanere nell'Unione Europea. È il primo referendum nella storia inglese. Quel referendum dette un grande successo alla maggioranza favorevole, il 67%, per rimanere in Europa. Ma per rimanere in quale Europa? La Gran Bretagna non ha mai nascosto il fatto che lei ritiene che l'Europa sia principalmente un mercato, una grande occasione di crescita economica, un modo per rendere più razionali e funzionali le transazioni economiche, costruire uno sbocco alla sua industria e poi sempre di più al suo sistema finanziario. Perché la Gran Bretagna è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, forse l'unico paese, grande paese, che è uscito dalla Seconda Guerra Mondiale senza delle rotture dal punto di vista identitario. Tutti gli altri paesi, ovviamente il nostro, la Germania, la stessa Francia, molto di meno di noi, ha avuto molto meno coraggio di noi, dei tedeschi, comunque i paesi dell'Europa continentale hanno dovuto porsi la domanda: ma che cosa abbiamo fatto? Ci siamo massacrati su che cosa? Noi abbiamo inventato il fascismo, i tedeschi avevano inventato il nazismo, quindi per noi l'Europa era la risposta nella ricostruzione di una nostra identità nazionale, quasi che senza l'Europa noi non potevamo più riconoscerci come legittimi cittadini del mondo, in particolare dell'Europa. Nel caso inglese questo non è avvenuto perché non era necessario. In Gran Bretagna il nazionalismo è stato uno strumento per sostenere e difendere la democrazia. Le stesse istituzioni britanniche, non solo il Parlamento, lo storico Parlamento, ma la stessa monarchia, non sono fuggite di fronte ai bombardamenti tedeschi nazisti, mentre da noi è bastato qualche scoppio per mandare il re di corsa a Brindisi. Le istituzioni hanno tenuto in nome dei valori nazionali, mentre nell'Europa continentale è stato il nazionalismo che è stato utilizzato per distruggere la democrazia. È chiaro che qui siamo di fronte a due culture, identità popolari, pubbliche, radicalmente diverse. Noi abbiamo bisogno dell'Europa per tenere sotto controllo i nostri diavoli interni, perché noi non siamo sicuri di essere pienamente capaci con le nostre forze di tenere sotto controllo le spinte autoritarie, le esigenze demagogiche e così via. La Gran Bretagna questo problema non l'ha mai avuto, anzi la Seconda Guerra Mondiale l'ha confermata in questo ruolo, diciamo così, di potenza democratica. Poi ovviamente nella Gran Bretagna ci sono elementi imperiali,
ha faticato tantissimo a prendere atto che non c'è più un impero inglese, con Suez nel 1956, in cui gli americani hanno abbandonato la Gran Bretagna e la Francia al loro ruolo imperiale, la Gran Bretagna è entrata anche in una fase di, come dire, depressione politica. Tuttavia, queste due storie sono storie diverse, che hanno però in qualche modo tenuto in piedi un dialogo di ambiguità. Gli inglesi hanno detto: guardate, noi prima o poi arriveremo dove siete voi dell'Europa continentale, ma abbiamo bisogno di tempo, dateci tempo, non chiedete troppo. E quindi l'Unione Europea e i paesi dell'Europa continentale non hanno fatto altro che abbassare il livello delle aspettative dell'integrazione per tenere gli inglesi a bordo. Dall'altra parte a Bruxelles si è sviluppata, per ragioni comprensibili, anche nobili, ma si è sviluppata una vera e propria ideologia. E l'ideologia si basava su questo, sul fatto che l'integrazione europea fosse un processo necessariamente, l'avverbio va sottolineato, necessariamente unitario. Quindi noi creiamo un'Europa unita in cui che mette insieme tutti i paesi che fanno parte dell'Europa, quelli continentali, ma quelli delle isole, quelli delle penisole scandinave e così via. E questa ideologia del carattere unitario dell'integrazione europea ha fatto sì che le leadership europee nascondessero sotto il tappeto la polvere che invece si depositava sui mobili, e cioè il fatto che molti paesi non stavano dentro l'Europa per le stesse ragioni con cui stavamo noi, i tedeschi, cioè per ragioni politiche, ma stavano dentro l'Europa principalmente per ragioni economiche. Ed è questo gioco dell'ambiguità che è saltato negli ultimi anni. È saltato innanzitutto a Londra, perché a Londra si è emersa in modo impetuoso la politica interna. Noi pensavamo che non ci fosse più la politica interna, che ormai l'integrazione europea tutto si giocasse a livello sovranazionale. Poi scopriamo che c'è un grande ruolo della politica interna. Nasce l'UKIP, diventa il partito indipendentista quasi più forte, vince addirittura le elezioni parlamentari nel maggio del 2014. Il partito conservatore entra in una crisi verticale. Cameron non è più in grado di gestire le divisioni interne e di fronte a questa incapacità decide di affidare agli elettori il compito di risolvere la questione. Faccio un piccolo caveat: se gli italiani avessero fatto questo, saremmo stati, come dire, criticati per decenni. Saremmo stati criticati per decenni come una classe politica irresponsabile. Agli inglesi è stato consentito, addirittura si è andati a febbraio a fare un accordo tra Donald Tusk, il Presidente del Consiglio europeo, e David Cameron, polacco Donald Tusk, che di fatto riconosce che la Gran Bretagna non fa parte di quella cosa che noi chiamiamo an ever closer union, una unione sempre più stretta, che la Gran Bretagna ha delle prerogative speciali, ha uno status speciale, proprio per tenere disperatamente questo paese dentro l'Unione Europea. Ma la politica interna inglese è andata in un'altra direzione. Ma contemporaneamente è venuta fuori la politica interna anche a Bruxelles. La crisi dell'euro ci ha piegato le ginocchia. Ci siamo scoperti divisi al nostro interno, tra i paesi del nord e i paesi del sud. Abbiamo affrontato il problema di Grexit e lo dovremo affrontare tra poco di nuovo, il problema di Grexit. Sono nate divisioni tra l'Ovest e l'Est su tutte le principali questioni che riguardano, per esempio, la gestione dell'ordine interno. Quindi questa idea unitaria dell'Unione Europea ha creato una paralisi a Bruxelles, perché in realtà non siamo uniti, perché i polacchi, i cechi, gli ungheresi, gli slovacchi, i bulgari, i rumeni sono entrati in Europa pensando di comprare un frigorifero, mentre noi siamo entrati in Europa e abbiamo creato l'Europa perché dovevamo mettere in sicurezza la nostra, diciamo così, predisposizione a mettere in discussione la democrazia. Sono due logiche diverse. Ora, questo gioco dell'ambiguità non funziona più, è saltato. Come se ne esce? Ora, qui arrivo, penso alla sua domanda. Io non credo che se ne esca facendo di nuovo finta di niente. Anche se vincerà Bree Remain col 51.3, ho visto ieri le ultime poll, contro 48.7, pensate che cambierà qualche cosa? La Gran Bretagna sarà sempre divisa.
al suo interno ci sarà sempre un permanente problema, ma perché dobbiamo stare in Europa sotto quei tedeschi che ci hanno bombardato per anni e anni? Possiamo accettare di essere parte di un esercito europeo guidati da quei francesi che rappresentano storicamente i nostri avversari? Io ho insegnato in Gran Bretagna ad Oxford ed era ancora interessante scoprire che la loro posizione è la seguente, sintetizzata da una famosa scritta di Lord Palmerston, un importante primo ministro della seconda metà dell'Ottocento, in cui lui diceva, ed è ancora oggi riprodotto: Britain has no permanent foes, no permanent friends, but only permanent interests. Per la Gran Bretagna non ci sono amici permanenti, nemici permanenti, ci sono interessi permanenti. E per noi questa è una visione inaccettabile, perché noi i nostri interessi li abbiamo rielaborati, dobbiamo rielaborarli. Perché se noi ci basiamo sui nostri interessi, sappiamo che quegli interessi ci hanno portato ad un vicolo cieco, più che un vicolo cieco, a 2 guerre mondiali. Allora la via d'uscita, secondo me, è prendere atto che questa Europa così com'è non può funzionare. Ma bisogna avere il coraggio di riconoscere che c'è un'Europa del mercato comune. Non ha senso che la Gran Bretagna vada via dall'Europa. La Gran Bretagna è in Europa, ha degli interessi economici per la sua popolazione, per i suoi cittadini, deve far parte del mercato comune. Sono 56 capitoli di discussione per quanto riguarda i vari trattati commerciali che eventualmente nel caso di un Brexit bisognerà discutere. Che senso ha? Il mercato comune va preservato. Il mercato comune è un grande achievement, è una grande conquista di questo secondo dopoguerra. Ma contemporaneamente dobbiamo riconoscere che c'è una parte dell'attuale Unione Europea che non vorrebbe mai andare, non può andare al di là del mercato comune. I paesi dell'Est Europa sono stati sotto un tallone sovietico per 60 anni, hanno riconquistato la loro sovranità, non la vogliono perdere, dobbiamo riconoscerlo. Dobbiamo basare la politica sui fatti, non sulle nostre aspettative o le nostre aspirazioni. Per loro la sovranità, in Polonia la sovranità è un elemento costitutivo dopo che l'hanno persa per così tanto tempo. Questi paesi vanno tenuti dentro un mercato comune e contemporaneamente, a partire dall'Eurozona, occorre lavorare per dare all'Eurozona un'identità politica, per costruire un'unione politica. Questo lavoro è un lavoro di disintegrazione e di integrazione nello stesso tempo. Richiede cioè riconoscimento delle differenze, un principio cruciale per l'Europa, perché l'Europa o è plurale o non è. E questo bisogna dirglielo in particolare ai tedeschi. Non possiamo pensare di costruire in Europa uno Stato nazionale in grande, accentrato, centralizzato, controllato da alcune importanti amministrazioni. Non può funzionare. L'Europa deve essere differenziata, deve essere plurale, deve riconoscere che ci sono finalità diverse e possiamo collaborare anche avendo finalità diverse. Contemporaneamente dobbiamo costruire un'unione politica di cui l'Eurozona è la base, l'Italia e la Germania dovrebbero essere i 2 paesi più interessati ad andare in quella direzione, perché noi ci conosciamo, sappiamo da dove veniamo. E quell'unione politica deve essere un'unione che non va nella direzione in cui sta andando l'Eurozona adesso, troppo centralizzata. Non è possibile che da Bruxelles si decida di valutare positivamente o negativamente anche le più minute politiche che i singoli Stati membri dell'Eurozona fanno, addirittura questionare le scelte fiscali di questi paesi. Ma questo vuol dire costruire una Berlino, non costruire un'unione di Stati. Noi dobbiamo tenere in piedi, tenere nella stessa barca Malta, che ha meno di 400.000 abitanti, e la Germania, che ne ha 82 milioni di abitanti. Non possiamo centralizzare, perché se centralizziamo, Malta e gli altri piccoli paesi spariscono, vengono a essere dominati dai paesi più grandi, dai paesi più forti e dai paesi più solidi. Dobbiamo avere un'idea nuova, è un'idea che mette in discussione questo modello che viene secondo me principalmente da Berlino e costruisca invece una separazione netta tra le politiche che devono essere fatte a livello nazionale e le politiche che è meglio fare a livello europeo. Se noi non distinguiamo, non separiamo ciò che possiamo fare noi meglio a casa nostra e ciò che possiamo fare insieme agli altri a Bruxelles,
Noi perdiamo la democrazia nazionale senza avere conquistato una democrazia sovranazionale. Grazie. Grazie professor Fabbrini, ci sarebbero molte domande ma le riservo per il secondo giro di interventi e partendo da una sua considerazione, un'Europa del mercato comune, mi rivolgo all'onorevole Baretta, gli chiedo quali sono le implicazioni dal punto di vista economico dell'eventuale uscita della Gran Bretagna. Seguiamo l'esempio di Fabbrini. Va bene. Buonasera, grazie a tutti dell'invito, Arcangelo soprattutto che ha organizzato. Io penso che il rischio principale che dobbiamo affrontare sul piano economico sia che vinca il sì in maniera drammatica, ma anche se non dovesse vincere il sì in maniera più attenuata ma non scomparso del tutto, è lo stesso rischio che vedo nella politica, e cioè il rischio emulazione. Nel senso che l'effetto domino che il referendum inglese mette in moto suscita legittimità, aspettative, voglie, bisogni negli altri paesi, negli altri stati, e ciascuno si sente legittimato, ripeto, indipendentemente dal risultato, a tentare, a provarci, a considerare quella strada che oggi tutto sommato, pur in presenza di un arretramento culturale fortissimo degli ultimi anni a causa della crescita dei movimenti nazionalisti ed estremisti, però tutto sommato è ancora abbastanza non legittimato nel quadro generale. Pare che il 33% degli europei sia dell'opinione che è legittimo provarci. Già se ne parla in Svezia. Pensate cosa può essere all'est, nel turbolento est, quello che abbiamo visto in Ungheria sarebbe solo un assaggio con la possibilità che succedano nuove egemonie per rinuncia, non per adesione. Per rinuncia all'Europa si creano nuove egemonie, può darsi che, questa è una considerazione economico-politica al tempo stesso, che nel cinismo che tutto sommato pervade la gestione della Russia, questo possa essere messo, diciamo, in conto. Ora, l'effetto è una instabilità generale di lungo periodo. Ripeto, drammatica se vince il sì, ma non scomparsa se vince il no. E questo effetto di stabilità generale, riprendo un'osservazione che ha fatto il professore, avviene nel più grande mercato del mondo, perché l'Europa è ancora il più grande mercato del mondo. E quindi il fatto che il più grande mercato del mondo, nel momento in cui c'è un riassetto complessivo dello scacchiere economico e politico globale, entri in una instabilità di lungo periodo, determina conseguenze e rischi preoccupanti. Perché l'emulazione e quindi questa idea di fare operazioni di distacco rappresenta un rischio così grosso, anche se, ripeto, non dovessero immediatamente andare in porto? Perché i vincoli che abbiamo, uso volutamente il termine vincoli, no? Anche se io le considero opportunità, ma per chiarire, diciamo, il quadro di riferimento generale, i vincoli che ci legano in Europa sono tali che a scioglierli è più complicato che tenerseli così e andare avanti. Questo è un'affermazione di realismo, ma che ha a che fare con le dinamiche. Ne cito pochi per comodità di ragionamento. Il primo è semplicemente ed evidentemente la moneta. Ora, l'Inghilterra non ha mai adottato fino in fondo l'euro e quindi
teoricamente potrebbe essere in una condizione diciamo, più agevole, ma tutti gli altri paesi che hanno adottato l'euro, dal disfacimento dell'Europa, ritornare a monete sarebbe un bel problema, no? Il secondo, la banca, la BCE. Tutti i giorni parliamo della BCE, ne parliamo nel male recentemente, da quando c'è Draghi ne parliamo un po' meglio, per fortuna, e non solo noi italiani. Però da 2 o 3 anni la BCE sta gestendo con grande fatica il problema dell'intervento di aiuto alle varie economie, superando una rigidità che c'era, ma l'assenza di una banca centrale europea non rafforza le banche nazionali, le mette esattamente nella condizione in cui rischiamo di essere. La terza, anche un tema molto controverso, sul quale io personalmente per la mia collocazione, mi misuro tutti i giorni e lo combatto, che è quello del tema degli aiuti di Stato e del divieto di aiuti di Stato, però alla fine è un vincolo che ti consente di avere delle regole condivise. Poi ci litighi, li contratti, eccetera, ma ti consente di stare dentro un quadro che tende ad avere processi di equilibrio. Provate a pensare cosa succederebbe in un'Europa nella quale venisse meno il criterio duro della regola che impedisce gli aiuti di Stato. Ci sarebbe una operazione di competitività, di competizione, i cui esiti sono il disfacimento. Ora, per la Gran Bretagna ci sono anche conseguenze più dirette però da questa scelta, ovviamente soprattutto se vince il sì. Ne elenco 3 rapidamente. Il primo è un rischio commerciale, perché non c'è dubbio, se la Gran Bretagna si stacca dall'Europa, i prezzi per la produzione delle materie, della produzione dei prodotti inglesi aumentano e si riducono gli interscambi anche con l'Europa, e dovrebbero mettere in moto per reggere un processo di svalutazione. Noi ce la ricordiamo, no? La fase delle svalutazioni, ce la ricordiamo bene, i vantaggi immediati e i danni di medio periodo, che avrebbe una conseguenza di peggioramento poi in progressione delle condizioni. Il secondo è un rischio di cui si parla abbastanza ma non a sufficienza, che è il rischio dell'equilibrio tra immigrazione e valori immobiliari. 2 mesi fa sono stato a visitare la seconda azienda mondiale di produzione di gru, che è italiana. E quando io ho chiesto ma dov'è che vendete di più? Ovviamente mi aspettavo la Cina, mi aspettavo l'America, no, è in Inghilterra. Perché in Inghilterra c'è un aumento di popolazione derivato da varia immigrazione, non soltanto i migranti degli sbarchi, anche da migrazione media e medio-alta, che comporta un aumento di costruzioni immobiliari con un aumento del valore immobiliare. Siccome una delle conseguenze del Brexit sarebbe una riduzione del processo migratorio, l'Inghilterra è aumentata di qualche milione di persone negli ultimi anni, purtroppo non ho qui il dato, ma l'effetto sarebbe un crollo dei valori immobiliari, con conseguenze evidenti, stimati tra il 7 e il 23%, il crollo dei valori degli immobili in Inghilterra. Il terzo, ovviamente, per restare nel mio campo, è il rischio finanziario, che è fatto da 2 aspetti. Uno, che la sterlina, sia pure in misura percentuale relativamente piccola, il 6% rispetto al 44% dell'euro e al 49% del dollaro, è ancora una moneta di riserva. Dall'uscita
dall'Europa, potrebbe innestarsi, è possibile che si innesti un meccanismo speculativo non a prendere ma a mollare. E la seconda, che è una domanda: che fine faranno i 427 miliardi di sterline di titoli inglesi che sono in mano ad investitori stranieri? Punto di domanda. Già la domanda evoca uno scenario preoccupante. Tutto questo avrebbe come effetto un crollo del PIL inglese di tra le 5 e 20 volte rispetto a quanto risparmierebbero di contributi che pagano l'Europa. Che sappiamo che una delle ragioni che ha innestato tutto questo è non vogliamo più paghiamo troppo l'Europa, non vogliamo più pagare. L'effetto di questa operazione sarebbe che risparmierebbero tra le 5 e 20 volte meno di quanto invece pagherebbero in termini di PIL. Il secondo, che la recessione continuerebbe. L'Inghilterra è in discesa, aveva avuto un PIL nel 2014 alto rispetto ai nostri parametri del 2,9, l'ha avuto del 2,3 nel 2015, l'ha avuto dell'1,7, si presume dell'1,7 quest'anno, e l'effetto è ulteriormente in discesa. Ma già oggi sta succedendo l'effetto referendum, perché nell'ultima settimana, da quando è uscito il sondaggio a cui si faceva riferimento, la moneta è scesa del 3% sull'euro, del 4% sullo yen e dell'1% sul dollaro, tenendo conto che il dollaro è stato svalutato. Nel corso dell'anno la sterlina è calata del 5-6 punti sull'euro, di 12 punti sul franco, di 3 punti sul franco svizzero, di 12 sullo yen e di 1,5 sul dollaro, che, ripeto, è stato svalutato. Insomma, c'è da stare svegli. Perché c'è da stare svegli? Perché tutto questo comunque ha delle cause, nel senso che l'Europa ha dormito. C'è quel bellissimo libro sulla prima guerra mondiale di uno storico, di Clarks, che racconta come si è arrivati i 6 mesi precedenti alla prima guerra mondiale, e il titolo è I sonnambuli. Ovviamente si riferisce alle classi dirigenti, no? Effettivamente proviamo a pensare al rapporto tra fiscal compact e crisi economica dal 2008 in avanti. Proviamo a pensare al fatto, come ho detto prima, che la BCE fino a 2 anni fa non dava nessun intervento a sostegno delle economie nazionali. Proviamo a pensare alla sottovalutazione di alcuni segnali contraddittori che avevamo avuto. Cioè, ricordiamo tutti la storia dell'idraulico, no? dell'idraulico polacco o dell'italiano in Inghilterra, no? Quindi, alla Bolkestein, no? E il significato, con tutti gli aspetti positivi che ha. Quindi diciamo che questo è un problema che va affrontato, perché ci sono delle conseguenze economiche e politiche che dipendono anche da il quadro di una incertezza di gestione. Ora, il punto che a me interessa sottolineare in conclusione di questo intervento è che, la dico senza girarci attorno, a me pare tutto inutile, per le ragioni che ha detto il professore, che io condivido totalmente. Cioè, non è possibile, non è oggettivamente possibile pensare che ci siano politiche di separazione progressiva. Per quale motivo, chiediamoci, per quale motivo un'Europa mal ridotta, dilaniata dai nazionalismi, con un dibattito accesissimo tra Europa velocità 1 e velocità 2, nelle condizioni della crisi in cui eravamo, alla fine si è fatta carico, sia pure facendogli pagare dei prezzi pesanti, si è fatta carico della Grecia, non l'ha fatta andare nel suo... Per rispetto alla storia della Grecia e alla memoria, anche per
per rispetto, per le bellezze naturali che la Grecia ha e che tutti i turisti ormai conoscono, per cui potremmo dire che Grecia capta pecuniam victor incepit? Beh, probabilmente sì, ma c'è una ragione di fondo, che non esiste il vuoto. All'Expo di Milano, al Padiglione Italia, con una brillante, secondo me, idea, è stato fatto un plastico nel quale non c'era l'Italia, c'era il mare. Beh, guardate, l'impressione era enorme e la reazione dei visitatori era sinceramente angosciata. Non c'è il vuoto, cioè non esiste che non c'è l'Inghilterra, cioè non è dato, no? Sono, diciamo, sofisticazioni. Peraltro tutta la storia europea è una storia per controllarsi a vicenda. Nessuno ha mai ignorato l'altro, lo combatteva perché voleva dominarlo, ma non esiste che l'Inghilterra si cancellava. Quindi io penso che siamo di fronte a un'operazione la cui pericolosità non è soltanto legata al fatto che provoca quell'emulazione che ho detto, ma che è sostanzialmente inutile e ci porta fuori dalla strada invece nella quale bisogna lavorare e costruire, che è esattamente quella, e qui non approfondisco, che nelle ultime parti del suo intervento il professore ricordava, e che io continuo a chiamare Stati Uniti d'Europa, che significa esattamente non centralizzazione, ma Stati Uniti d'Europa. C'è un'ultima considerazione che voglio fare, che provocatoria, ma insomma, servono questi incontri per questo. Ma scusate, ma perché votano gli inglesi? Su un'operazione che, come stiamo qui discutendo, non è esclusivamente inglese, ma è effettivamente almeno europea, anche di più, come le autorità finanziarie americane stanno notando, che stanno seguendo quotidianamente l'andamento della preparazione del referendum, dando segnali preoccupati. Ora, perché faccio questo ragionamento? Perché qui c'è un tema, e lo affido ovviamente più a David, qui c'è un tema sulla nostra democrazia e il rapporto con la sovranità. Sto parlando di economia dal mio punto di vista, nel senso che è evidente che le regole delle nostre legittime, ma non rispondono più al sistema di relazioni tra i popoli, tra le nazioni, non rispondono più anche alla normalità con la quale avvengono gli scambi finanziari, gli scambi economici. Quindi il fatto che gli inglesi da soli decidano sul destino di tutti noi non lo dico in termini di rivendicazione polemica, lo dico per porre un problema che sarà un problema fondamentale nella costruzione di qualsiasi dibattito politico ed economico che avremo nel futuro. Grazie onorevole Baretta. L'onorevole ci ha dipinto delle prospettive nefaste di questa improbabile operazione dal punto di vista economico, finanziario, e ha parlato di Stati Uniti d'Europa. Ora chiedo a Davide Sassoli, continuando lungo questa linea, presumo, oltre alle ricadute economiche descritte dall'onorevole, quali sono le implicazioni politiche all'interno dell'Europa per l'Italia, ma anche guardando al di fuori dell'Europa, guardando al Mediterraneo e possibilmente anche agli altri mercati e paesi? Grazie, buonasera, grazie professoressa per questa domanda, buonasera a tutti. Devo dire che noi oggi ci troviamo in un momento, come è stato descritto molto bene, molto speciale della vita dell'Europa, e siamo portati naturalmente a calcare la mano sui dati economici, cosa molto rilevante, intendiamoci. Cosa succederà alla Gran Bretagna nel momento in cui decideranno di uscire dall'Unione Europea? Cosa capiterà all'Europa? Quali saranno le ripercussioni? Io ho una sensazione, ma che è già stata accennata e che credo sia la vera questione, che noi ci troviamo oggi con 2 o 3 anni di ritardo a
verificare se quello che non è capitato con la Grexit, con i meccanismi economici così faticosi, così burocratici di cui parlavano gli oratori precedentemente, ma che non hanno portato se non a grave crisi, ma non a una crisi definitiva. Non so se voi vi ricordate quanto si esercitavano a verificare la possibilità che vi fossero tante Europe con velocità diverse, tanti euro con velocità diverse, che cosa poteva voler dire l'Europa abbandonando paesi in difficoltà. Ne abbiamo parlato per tanto tempo, i dati economici erano prevalenti. Oggi può capitare un forte impulso di disgregazione, ma non sui meccanismi economici, su meccanismi politici. E questa è una grande differenza che naturalmente contiene una grandissima e drammatica soluzione a questa vicenda, perché, come è stato detto, non basta vincere con il 51% per mettere l'Unione Europea al riparo. Badate bene, quello che sta avvenendo puntando i riflettori sulla Gran Bretagna, avrebbe potuto verificarsi puntando i riflettori sulla Polonia, accendendo i riflettori su tanti altri paesi. Perché oggi la questione politica che divide le opinioni pubbliche di tanti paesi, e anche il nostro, scusate, non è al riparo dal vento di chi pensa che da soli si possa vivere meglio, questi riflettori potrebbero essere accesi in tanti, se non in tutti i paesi dell'Unione. Certo, la Gran Bretagna ha sfidato e sta sfidando la sorte perché ha pensato con una politica incosciente di rinegoziare un rapporto con l'Unione Europea mettendo al centro un ricatto politico. Ma questo ricatto politico i cittadini del Regno Unito lo stanno prendendo sul serio. E non so se avete notato le giravolte del Premier Cameron, che ha cominciato ad avere paura di quello che lui stesso ha innescato. Parliamo di un'Europa che si sta consumando? Parliamo di un'Europa che potrebbe dal 24 di giugno imboccare una strada pericolosissima, se non drammatica per la sua storia? Io penso di sì. Io penso di sì. Perché basta dare un colpo d'occhio alle dinamiche interne ai nostri paesi per accorgersi che quel vento lì, che sarà il 48%, noi speriamo che sia il 48%, ma non è che cambia tantissimo, ma che quel vento lì è presente dappertutto. È presente nei paesi del sud e nei paesi del nord. Io ho concluso qualche settimana fa un trilogo importante che ha portato a una legge europea su la riforma ferroviaria. È stata una battaglia pazzesca. 28 paesi, 28 punti di vista, 28 interessi nazionali molto consistenti, ogni azienda ferroviaria è la prima azienda del paese, quindi pensate che cosa voglia dire. Perché siamo riusciti a portarci dietro anche gli inglesi? Perché gli abbiamo concesso quello che chiedevano. Tutte le deroghe che loro chiedevano gli sono state concesse. E se voi pensate che la storia noi la possiamo riprendere
concedendo ad ognuno la voglia di esprimersi come vuole, io credo che questa Unione Europea faccia fatica a pensare che possa avere un futuro. Se poi le questioni le poniamo non tanto su interventi legislativi, ma li poniamo sulle grandi questioni di che cosa noi saremo, qui c'è da mettersi veramente le mani nei capelli, perché noi dobbiamo fare i conti con 60 anni di storia dell'Unione Europea che in qualche modo non ha risolto le grandi questioni di fondo. Come si manifesta la democrazia europea? Cosa vuol dire essere nazione dentro l'Unione Europea? Cosa vuol dire proporre i propri interessi nazionali in una cornice dove ce ne sono 28? Cosa vuol dire Parlamento europeo? Cosa vuol dire Commissione? Cosa vogliono dire le istituzioni? Non è un caso che tutti, basta accendere la televisione, parlano di Europa ancora in una maniera indistinta. L'Europa è fatta di tante cose. E poi perché noi abbiamo assecondato, per tenere naturalmente tutto insieme, cosa molto importante, sempre con grande prudenza, la possibilità per ognuno di verificare il comportamento degli altri non assumendosene pienamente le responsabilità. Pensiamo all'euro. Sull'euro, non tutti i paesi europei hanno l'euro, è consentito questo. Ma per esempio al Parlamento europeo tanti parlamentari britannici hanno voce in capitolo sull'euro. È una contraddizione? Io direi una grande contraddizione. Alla Commissione economica al Parlamento europeo si discute tutti i giorni di meccanismi che riguardano la zona euro, l'euro. Tanti possono intervenire non assumendosene la responsabilità. Allora c'è un problema che io credo che questa vicenda metta in risalto per quanto riguarda le conseguenze politiche. La Brexit può entrare a gamba tesa nelle dinamiche, nelle debolezze di un sistema che o si riforma oppure è destinato non a sopravvivere. Noi siamo il promontorio di un continente asiatico. La Gran Bretagna è un'isola. Siamo diversi, hanno ragione. Ma il problema dov'è? È che anche nel promontorio le stesse dinamiche possono riprodursi con grande facilità. Certo, speriamo nel 48%, speriamo che la ragionevolezza e gli appelli che si moltiplicano anche da tanti paesi del Commonwealth ai cittadini, ai sudditi del Regno Unito vengano accolti. L'ultimo è stato l'Australia, che si è pronunciata con grande veemenza perché la Gran Bretagna resti nell'Unione Europea. Naturalmente tutto questo provocherà delle conseguenze, la Brexit potrebbe provocare delle conseguenze disastrose, ma il dato politico è davvero importante e preminente. Questa catena di Sant'Antonio del fuoco anti-europeista può incendiare il promontorio. E naturalmente su questo si stanno anche, come voi sapete, esercitando tanti ambienti europei. Ad esempio, ci sono europeisti che dicono per rilanciare
il sogno europeo, per andare verso gli Stati Uniti d'Europa, probabilmente dovremmo lasciare qualcuno per strada. E probabilmente questo potrebbe essere anche l'occasione. Tanti lo dicono, tanti lo sostengono, lo scrivono. Torniamo a un nucleo originario. Anche questo non è una posizione anti-europeista, è una posizione europeista. Io credo che questo sia drammatico per la vicenda politica dell'Unione Europea. Ma naturalmente non mettiamoci in condizioni di parlare al vento spendendo parole che oggi non sono proponibili. Io credo, come tutti voi, come è stato detto molto bene, pensiamo continuamente che l'orizzonte debba essere quello degli Stati Uniti d'Europa. Ma ricordo che a conclusione dell'accordo del 20 febbraio il nostro amico presidente socialista francese, a commento dell'accordo favorevolissimo al Regno Unito, diceva che nessuna revisione dei trattati è prevista a breve e quando succederà, non so quando, le disposizioni che sono state esposte oggi saranno a quel punto integrate nella revisione. Nessuna revisione dei trattati, dice il presidente socialista Hollande, è a portata di mano. Per avere gli Stati Uniti d'Europa, per avere un'altra governance, per avere un sistema democratico con pesi e contrappesi in un sistema come quello europeo, invece noi dobbiamo avere una notevolissima revisione dei trattati, perché altrimenti non andremo da nessuna parte. Ma se questa di Hollande è la premessa, io credo che l'importante oggi, e lo dico con grandissimo dolore, sia quella di fare in modo che con prudenza non si accelerino meccanismi di disgregazione, che con prudenza si valutino le possibilità che anche con un 48% la Gran Bretagna possa restare nell'Unione Europea, che con prudenza questo vento che in questo momento agita la nostra contemporaneità si spenga e che le convenienze dell'Europa vengano rimesse al centro, perché noi viviamo delle contraddizioni pazzesche. Gli agricoltori italiani sono sostenuti dall'Unione Europea e sembra quasi nel vento della demagogia che invece gli agricoltori siano abbandonati a loro stessi e perseguitati dall'Unione Europea. C'è questo vento, dobbiamo smorzarlo, perché, come è stato ben ricordato, nel 1975 i britannici si espressero con grande favore per l'ingresso e la permanenza nell'Unione Europea e noi dobbiamo fare in modo che le convenienze dello stare nell'Unione Europea riprendano un po' di voce. Ci sono degli esempi, scusatemi, sconclusionatissimi. Io non voglio qui sostenere le ragioni perché tra l'altro parleremo di una cosa che non c'è, come le ragioni di chi in questo momento sta negoziando con grandissima fatica l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, il famoso TTIP. Ma noi nella nostra opinione pubblica, nel nostro mondo della comunicazione,
nel mondo della televisione, nei nostri circoli, sentiamo solo parlare di no TTIP. Io credo che questo vento della convenienza, debba riprendere fiato, debba essere sostenuto, perché senza questo vento sarà difficile convincere un presidente della Repubblica francese ad arrivare ad ammettere che invece è importante scommettere sulla revisione dei trattati, per alzare l'orizzonte, per fare in modo che questa Europa sia non solo si compia la costruzione di questo disegno, ma che l'Europa poi sia utile a se stessa sulla scena globale. E credo che questo sia in questo momento la nostra responsabilità. Grazie. Grazie a David Sassoli per questo quadro esaustivo sulle ricadute politiche. Io riprenderei il giro ponendo dei quesiti a tutti e tre i relatori, visto che hanno sostenuto tutti, compreso il dottor Boldrin, la necessità di rimanere in Europa, al punto tale che non ho sentito pronunciare la parola Italia in questa sessione, quindi tutti molto convintamente europei. E partirei di nuovo dal professore e gli farei una domanda da accademico. Da professore, il ruolo egemonico della Gran Bretagna si risente anche, forse anche il rettore potrà confermarlo, in ambito accademico. Il dottor Boldrin giustamente prima diceva che i giovani hanno un grande ruolo nell'Unione Europea e noi abbiamo questo bellissimo programma che è l'Erasmus da tanti anni, che fa circolare i nostri studenti in Europa con grande successo, con grande entusiasmo. Ed è più difficile invece con l'Inghilterra, è vero o no? Nel senso che i nostri vanno moltissimo in Inghilterra, gli inglesi vengono, anche gli studenti inglesi vengono malvolentieri, non vedono sempre il beneficio di venire in Europa. Allora, cosa significa per i giovani questo e cosa pensa il professore, ma tutti voi, di questo fenomeno? E poi un'altra cosa, abbiamo parlato appunto, giustamente l'onorevole diceva, stiamo parlando di un problema che coinvolge tutti i paesi d'Europa e in realtà sono gli inglesi a dover decidere, vanno loro al referendum, ma questo ha delle grandi implicazioni per tutti noi. Cosa diciamo noi di questo? Ma dunque, è evidente che c'è stata una... Si sente? È evidente che c'è stato un processo di insularizzazione, come si dice, della Gran Bretagna. Per persone come me, ad esempio, che hanno studiato in Gran Bretagna, è sorprendente scoprire oggi che gran parte dei giovani inglesi parlano solamente la lingua nazionale. Sono pochissimi quelli che parlano altre lingue, mentre questo non era nel passato. Tuttavia, è anche evidente che Londra in quanto tale è diventata una repubblica nella repubblica, quindi Londra non è rappresentativa della Gran Bretagna, è una grande, diciamo, area cosmopolita che a sua volta riequilibra il ruolo troppo insulare che la periferia inglese ha sviluppato negli ultimi 15-20 anni. Ma perché questo è avvenuto? Ora, qualcuno può dire che è dovuto al fatto che la Gran Bretagna non ha bisogno di integrarsi dentro l'Europa, ma questo non è vero. In realtà la mia opinione è che la svolta avviene con la fine della Guerra Fredda. Con la fine della Guerra Fredda, in particolare con il famoso Trattato di Maastricht, che è stato approvato nel 1992, che però è stato discusso nell'anno precedente. A Maastricht si pone un problema storico per l'Unione Europea, per la componente continentale dell'Unione Europea, che è un problema che gli inglesi vivono molto più lateralmente. Noi a Maastricht abbiamo dovuto affrontare la questione della riunificazione della Germania, che è un problema che accompagna la storia europea come un macigno sul suo percorso. La Germania non è solamente un grande paese,
è un paese demograficamente il più importante, più grande dentro l'Europa, ma ha una capacità di attrazione molto più ampia delle sue stesse dimensioni territoriali e soprattutto ha una collocazione mai definita, è troppo grande per essere in Europa, dentro l'Unione, è troppo piccola per agire da sola. E questo problema della Germania, tenete presente che la Germania si riunifica nell'ottobre del 1990, si riunifica con il sospetto, con la resistenza dei primi ministri dell'Europa continentale. Vi ricordate la famosa definizione di Andreotti, che allora era il Presidente del Consiglio in Italia: io amo così tanto i tedeschi che vorrei averli divisi in due paesi. E con la forte pressione da parte degli americani. Sono gli americani che spingono perché la Germania si riunifichi. La Germania si riunifica con un'operazione che non poteva che essere che quella, non la sto discutendo sul piano teorico, ma certamente dobbiamo esserne consapevoli. La Germania si riunifica assorbendo uno Stato, il quale overnight, come si dice, nel corso di una notte è diventato 5 Länder della Germania federale. Tutti gli altri paesi dell'Est Europa hanno dovuto aspettare quasi 15 anni per poter entrare nell'Unione Europea, hanno dovuto accettare le condizioni che sono state poste dal punto di vista dell'organizzazione dello Stato di diritto, trasparenza amministrativa, regole del mercato e così via. La DDR è diventata overnight una componente della Repubblica federale. Ora, questo ha creato dei problemi. Oggi noi abbiamo, ad esempio, in Germania una classe politica, un ceto imprenditoriale, settori di opinione pubblica che vengono dall'est, Angela Merkel, che non sono passati attraverso quel processo di autocoscienza formidabile, ammirevole, che i Länder dell'Ovest hanno fatto. Nessun paese nella storia moderna ha sviluppato un'autocritica su se stesso come la Germania. Pensate all'Austria, che non ha mai sollevato il problema delle sue responsabilità nell'Olocausto. Oppure pensate al Giappone, che ancora oggi è lì in grande difficoltà a riconoscere quello che ha fatto Nanchino. La Germania ha avuto una capacità enorme, in particolare dopo la fine degli anni 60, a mettersi in discussione. Ma i 5 Länder, la DDR trasformata in 5 Länder, questa operazione non l'hanno mai fatta. Quindi c'è un cambiamento nell'Europa continentale che noi cerchiamo di affrontare con questa decisione di costruire un'unione economica monetaria. Chiediamo ai tedeschi di rinunciare al simbolo della loro ricostruzione nazionale, che è il Deutschmark, e di aderire all'euro. Quindi noi ci muoviamo in Europa continentale verso un'integrazione fortissima che i tedeschi non volevano. Io dico sempre ai miei studenti: andate a vedere la conferenza stampa fatta da Helmut Kohl quando decise di rinunciare all'euro. Disse: io lo so che la maggioranza di voi è contraria, ma io come cancelliere, che ho una responsabilità storica, vi dico che noi dobbiamo farlo perché dobbiamo garantire agli altri europei che la Germania rimarrà europea. Non è andato a guardare gli opinion polls, non è andato a vedere cosa pensano i tedeschi e quindi di conseguenza si è comportato. Ha guardato la storia. Fu una scelta incredibile. Un leader che va contro la maggioranza dei suoi elettori. Poi in qualche modo le conseguenze le ha dovute anche pagare. La stessa storia è avvenuta con Schroeder. Prende decisioni che vanno contro la maggioranza dei suoi elettori, in particolare del mondo sindacale, e ha dovuto pagarle. La Germania ha una classe politica di primo rispetto e questo è certamente un elemento che dobbiamo sempre tenere presente. Ora, l'Inghilterra, di fronte a questo processo, si è autoesclusa. Era troppo lontana. Questo è un problema che riguardava soprattutto l'Europa continentale. Più noi siamo andati avanti nell'integrazione monetaria e più la Gran Bretagna si è, come dire, mossa in condizioni, diciamo, in direzione eccentrica. Abbiamo trovato una soluzione, un famoso compromesso, come io lo chiamo, che è stato elaborato a Maastricht e poi è stato formalizzato
successivamente. La clausola del opt-out di cui parlava Sassoli. Cosa vuol dire quell'opt-out? Si dice l'euro è la moneta dell'Unione. Tuttavia ci sono dei paesi che sono esonerati da adottare quella moneta. Per quali ragioni? Non è chiaro. Il caso inglese, poi segue il caso danese. La Svezia non adotta l'euro pur avendo tutte le condizioni per adottare l'euro, perché cambia costantemente i calcoli algebrici del suo bilancio per mostrare che non è esattamente dentro i parametri cosiddetti di Maastricht. E poi ci sono i paesi che noi riteniamo saranno ospitati dentro l'euro, ma ancora non sono pronti per l'euro e secondo me per molto tempo ancora non lo saranno. Pensate alla Polonia. Ora, questo doppio compromesso si pensava che potesse funzionare. Noi ci integriamo all'interno, creiamo l'Unione Economica Monetaria, attraverso l'opt-out teniamo dentro l'ordine legale dell'Unione anche paesi che in realtà non vogliono entrare in questa prospettiva, ma che però riconoscono che noi dobbiamo dare una risposta al problema della Germania. Questo equilibrio è saltato. Ed è questo l'equilibrio su cui noi dobbiamo ragionare, perché io poi le formule, figuriamoci, sono andato a tenere una lezione pochi giorni fa a Ventotene a 100-120 ragazzi europei. La prima cosa che hanno fatto e che hanno voluto fare è di andare al cimitero di Ventotene e a rendere omaggio alla lapide di Altiero Spinelli. Quindi io non voglio mettere in discussione, figuriamoci, per noi gli Stati Uniti d'Europa sono una cosa importante, però intendiamoci, entriamo nel merito della questione. Ora io non devo essere eletto, quindi per fortuna sono un professore e posso preoccuparmi di altri criteri, però diciamo noi dobbiamo pensare che in questi Stati Uniti d'Europa non ci saranno mai gli inglesi. Probabilmente non ci saranno mai anche altri paesi. La Svezia, che ha un rapporto storico con la Gran Bretagna, pensate, il suo sistema scolastico, il suo sistema universitario è praticamente coniugato, integrato con quello inglese. Ci sono famiglie svedesi collocate in Gran Bretagna, c'è un via vai costante tra quell'area scandinava e la Gran Bretagna. Se la Gran Bretagna esce, quei paesi seguiranno e quei paesi non ci vogliono stare dentro un'integrazione politica, perché la Danimarca ha paura della Germania, perché la Svezia non si fida dei paesi continentali, perché hanno diverse identità storiche. Allora, lì non ci sono gli Stati Uniti d'Europa, lì quello che noi dobbiamo fare è dire cos'è che ci tiene insieme. Insisto, ci tiene insieme il mercato, ma questo non è solamente una questione di interesse, almeno al mio modo di vedere. Il mercato garantisce quella base di benessere economico senza la quale non può esserci la pace politica. Noi sappiamo che i paesi che sono poveri o che si stanno impoverendo sono paesi instabili, che generano conflitti con i vicini, che mettono in discussione le loro istituzioni. Noi abbiamo bisogno del mercato perché senza lo sviluppo economico, senza la crescita, non c'è stabilità politica, non c'è pace e non c'è democrazia. Una cosa l'abbiamo imparata ed è questa. Per questo aveva ragione Jean Monnet a lavorare in quella direzione. Però non ci basta, perché noi in Europa continentale non ci basta essere dentro dei mercati, perché i mercati non sono di per sé una condizione sufficiente per garantire la democrazia. Noi sappiamo che non c'è democrazia senza crescita, ma sappiamo anche che ci sono paesi in crescita che mettono in discussione la democrazia. Non è così automatico e la Polonia, ahimè, è un esempio di questo. È un paese che è cresciuto, che si è arricchito, eppure mette in discussione la democrazia. Quindi voi vedete che abbiamo bisogno di qualcosa di più e questo qualcosa di più è appunto Spinelli. Mettiamo le nazionalità dentro un contenitore più grande e le addomestichiamo. Chiamiamo gli Stati Uniti d'Europa, non ha importanza. A me qualsiasi cosa va bene, per di più, come dire, conosco abbastanza bene gli Stati Uniti d'America per avere una grande ammirazione di quell'esperienza. La cosa decisiva è che noi dobbiamo costruire un sistema per l'Europa continentale in particolare, per quello occidentale in particolare, che metta insieme gli stati e i cittadini. E questo è il criterio che io propongo, insisto,
che dobbiamo avere in mente, perché qualcuno pensa che gli Stati Uniti d'Europa sono il superamento degli Stati nazionali. Io penso che questo sia un errore, perché gli Stati nazionali non si superano facilmente, sono un concentrato di identità, amministrazioni, pratiche, riconoscimenti, lingue, eccetera, eccetera. Altri dicono dobbiamo costruire un'Europa dei cittadini. Dubito che si possa costruire un'Europa dei cittadini senza coinvolgere anche gli Stati nazionali. Di nuovo, Jacques Delors parlò in modo efficacissimo dell'Europa come la Fédération des États nationaux. Noi dobbiamo costruire un ossimoro, dare forma istituzionale a un ossimoro, mettere insieme Stati e cittadini e tenerli in equilibrio. Gli inglesi non ci stanno in questa cosa. Noi dobbiamo cercare di muoverci in questa direzione con quelli che ci stanno, o meglio ancora, con quelli che ne hanno bisogno. Ed è questo l'elemento decisivo. Noi ne abbiamo bisogno. Da questo punto di vista, io capisco ogni volta che faccio il professore, è evidente che vado sempre a sbattere la testa contro un muro, ma non ci sono le condizioni. I nostri amici francesi, dobbiamo aspettare le elezioni del maggio prossimo. Poi a ottobre ci sono le elezioni in Germania, il maggio prossimo ci sono le elezioni, maggio e giugno in Francia, poi ci sono le elezioni in Germania, a ottobre, e quindi dobbiamo aspettare. Non può funzionare così. Poi ci saranno probabilmente quelle dell'Italia, nel primavera del 2018. È chiaro che un'Europa prigioniera di interessi elettorali specifici diventa un'Europa del corto respiro, è quello che Tommaso Padoa-Schioppa diceva, la corta vista, la vista breve. Ma l'Europa non si costruisce con la vista breve, ci vuole una prospettiva storica. Ci sono i leader che possono fare questo. C'è una bellissima paginetta di Max Weber ai suoi studenti alla fine della Prima Guerra Mondiale, in cui spiega che cos'è la politica come professione. Immaginatevi la politica come professione alla fine della Prima Guerra Mondiale. E Max Weber, questo genio delle scienze sociali, sofferto, poi morirà subito dopo, magrissimo, stanco, dice a uno studente che gli dice: ma che cos'è un leader? E lui dice: il leader è colui, io direi oggi anche colei, che è capace di mettere le dita negli ingranaggi della storia. Io trovo questa rappresentazione tra le più incredibili che mi sia capitato di leggere. Ecco, noi abbiamo bisogno di leader che hanno intanto l'età per avere una prospettiva di fronte a sé e che abbiano il coraggio di rischiare e che abbiano un paese dietro che dice: sì, vai in quella direzione, perché noi abbiamo bisogno che tu metta le dita negli ingranaggi della storia e creare quello che noi oggi chiamiamo un'unione politica. Si sente? Mettiamoci qua. No, giustissimo. Cerchiamo di metterli in maniera, diciamo, che gli ingranaggi poi funzionino, non ceppi tutto, insomma, perché sennò può essere anche molto pericoloso mettere le dita negli ingranaggi. Però naturalmente è il lavoro che deve competere alla nostra generazione, cioè alla generazione che fa i conti con questa contemporaneità, con questo vento di cui parlavamo prima e con queste difficoltà che sono difficoltà non solo economiche, di mercato, ma sono effettivamente di prospettiva, di mentalità, di cultura, di punti di vista, di come i cittadini guardano se stessi e guardano il mondo, come guardano le loro città, come guardano le paure di cui sentono e avvertono i richiami. Questo è il problema. Io oggi, per esempio, mi accontenterei, e potrebbe essere un modo per rimettere anche alcuni meccanismi in ordine, fare in modo che il peso, per esempio, del Consiglio e quindi dei governi sia un po' di meno di quello così preponderante che oggi hanno nella governance europea. Questo già potrebbe in qualche modo aiutare a percorrere una strada un po' diversa. Mi accontenterei, per esempio, che effettivamente le grandi famiglie
europee prendessero sul serio l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea, per mettere democrazia, per mettere politica nella vita dell'Unione. Mi accontenterei, per esempio, che ci fosse su alcune emergenze, e forse anche su questo non siamo stati coraggiosi, nel chiedere trasferimenti di poteri nazionali all'Europa, e vediamo oggi quanto il caso, per esempio, dei flussi migratori dovrebbe comportare e quanta fatica facciamo a fare in modo che ci siano politiche condivise. Credo piccoli passi, no? Questi sarebbero già passi in avanti. Mi accontenterei di avere come orizzonte per la nostra generazione una nuova governance dell'Unione, non degli Stati Uniti d'Europa, dell'Unione Europea. Mi accontenterei di riprendere nelle opinioni pubbliche e nei cenacoli delle leadership europee il tema della Costituzione europea, che non abbiamo citato e che invece è uno dei momenti in cui questa costruzione non solo si ferma ma torna indietro. E se si ripercorre la storia di come è andata quella vicenda, le responsabilità del fronte progressista sono enormi. Allora io mi accontenterei di cose sulle quali la politica può in qualche modo intravedere degli obiettivi. Ma questo mi permetta, professore, è possibile senza le opinioni pubbliche? Ecco, perché qui c'è un punto. È vero, la grande sfida di Kohl alla sua opinione pubblica. La vita dei paesi, si sa, è sviluppata in modi diversi, con percorsi diversi. A me, per esempio, come a tanti di voi, nel 92 spiegarono che eravamo diventati un paese normale. Fecero votare anche a un referendum. No? Noi siamo finalmente un paese normale. Poi ci siamo tenuti per 20 anni Berlusconi. Tanto normale forse non eravamo. E invece, per esempio, in altri paesi i sistemi politici non hanno avuto queste paturnie. Non si sono così imbizzarriti. Anche se le grandi leadership oggi fanno fatica anche a manifestarsi con sistemi politici molto forti come è quello tedesco. Perché come ricordava il professor Prodi, se non ci fossero state un paio di elezioni nei land tedeschi, probabilmente la questione della Grecia sarebbe stata all'epoca risolta molto più facilmente. Allora la qualità delle leadership sì dipendono dal sistema politico naturalmente, però non sempre poi i sistemi politici ci consegnano leadership all'altezza delle situazioni. E oggi in Gran Bretagna sta avvenendo la stessa cosa. È un sistema politico che avrebbe tutti gli elementi per mettere in scena una grande classe dirigente britannica e invece ci ritroviamo con questa classe dirigente che addirittura sfida il proprio elettorato mettendo al centro non grandi interessi e grandi prospettive ma ricatti, perché quello di Cameron nei confronti dell'Unione Europea non possiamo chiamarlo diversamente. Per cui viviamo un'Europa con grandissimi chiaroscuri, con grandissime contraddizioni a tutti i livelli. Io credo molto che in questo momento tra i paesi fondatori ci sia qualcosa di diverso rispetto agli altri, ma anche loro sono affogati da un'opinione pubblica che chiede altro, che vuole che si percorrano strade per tornare indietro. Però sono convinto che nei nostri paesi questo ci sia, che ancora resista nelle culture politiche, nelle dinamiche sociali, nei nostri sistemi, nella nostra classe e poi nei nostri interessi. E qui ha perfettamente ragione il professore. Gli interessi. L'Europa non diventerà mai
come altre esperienze, ma dovrà fare i conti con se stessa e con 28 paesi o quanti saranno, che sono profondamente diversi fra loro. È inutile pensare ad altri modelli. Già quello che noi abbiamo viene visto da tanti altri come una storia di successo, non buttiamoci giù. Tanti paesi stanno studiando quello che abbiamo fatto noi, Tante aree stanno studiando quello che abbiamo fatto noi. Io per esempio ho una sensazione, e qui magari il professore può essere più preciso perché ha più conoscenza anche tecnica, io penso che questa voglia della Gran Bretagna di lasciarci sia data anche da altro, e cioè da una riconquista di una vocazione di leadership globale in un sistema che oggi ha anche delle linee molto concrete di raccordo in aree del mondo e con relazioni fra paesi che in questo momento stanno facendo grande competizione. Mi riferisco alla Cina, a tutta la fascia asiatica, alla Russia, e credo che tante delle riflessioni che vengono fatte in quel paese vedano l'Europa come qualcosa che può essere abbandonata in cambio di altro, molto concreto. Molta finanza c'è in questo ragionamento. Per noi in questo momento, io non voglio accontentarmi di piccole cose, però facciamo attenzione, perché se in Europa il sistema della sua governance non viene affrontato con un po' di determinazione, io penso che assisteremo nel prossimo futuro a riflettori che si accendono, come è stato detto molto bene, su paesi come ad esempio la Polonia, che sono portate e saranno portate ad imitare processi di allontanamento. Se voi andate a Varsavia non c'è lavoro pubblico che non abbia la bandierina europea, vivono con i soldi dell'Unione e dei cittadini europei, eppure hanno portato al governo un partito che non vede l'ora di lasciarci. Ecco le contraddizioni nel profondo delle nostre opinioni pubbliche. Una politica senza opinione pubblica è una politica oligarchica. Noi questo non possiamo scommettere su questo. Una cosa che mi ha colpito profondamente in questi anni. Abbiamo tanti giovani che hanno goduto dell'Europa, è stato citato l'Erasmus, che si sono innamorati in Europa, che hanno avuto questa grandissima possibilità rispetto alle generazioni precedenti. Quando alcuni paesi come la Grecia sono entrati in difficoltà e qualcuno ne chiedeva addirittura l'allontanamento, le nostre piazze non si sono riempite delle persone che hanno goduto dell'Europa. E allora credo che il compito della politica, oltretutto, sia anche quello di mettere nella condizione le nostre opinioni pubbliche di esprimersi con un po' più di determinazione. Boldrin, poi passiamo. Ma io ho ascoltato, come credo tutti voi, con molta attenzione gli interventi che si sono succeduti e mi sono convinto ancora di più delle cose che dicevamo all'inizio, che c'è bisogno, la dico così in maniera un po', se volete, molto semplice e banale, ci sarebbe bisogno di tanti fondaci Europa in giro per l'Europa. Perché dico questo? Perché guardate, recentemente mi è capitato di fare un lavoro, c'era anche Pierpaolo la prima volta che l'ho presentato, a cui avevamo dato il titolo Mediterraneo Mare Monstrum, con un punto interrogativo, come guerre, terrorismo
e migrazioni stanno destabilizzando l'Unione Europea. La prima slide che facevo vedere nel corso di questa presentazione era una slide di un grafico, stima della crescita della popolazione mondiale, stima dell'ONU, nei prossimi 15 anni. 15 anni vuol dire domani. Da cui si vede, lasciamo stare gli altri continenti, ma citavo quello che mi premeva far rilevare a coloro i quali mi ascoltavano, due dati: l'Europa che decresce nei prossimi 15 anni di qualche decina di milioni e l'Africa che passa da 1.169.000.000 di abitanti di oggi a 1.670.000.000 fra 15 anni, quindi aumenta di 500 milioni. La seconda slide, che volutamente proiettavo subito dopo, era una carta geopolitica di Limes, la rivista che tutti conoscete, da cui nella cartina del mondo si vedono con dei puntini segnati i punti di conflitto, i punti dove ci sono le guerre, e si nota subito che c'è qualche puntino nel Far East, qualche puntino a nord dell'India, qualche puntino nel Centro America. La massima concentrazione dei conflitti è nel Medio Oriente e nell'Africa subsahariana. Se sovrapponete queste due informazioni, l'aumento dei 500 milioni della popolazione domani con i conflitti esistenti, a cui aggiungiamo le malattie, la carenza d'acqua, di cibo, eccetera, eccetera, tutto quello che c'è nell'Africa centrale, voi capite che per noi europei, che siamo, ci lasciamo stare i paesi più a sud del Mediterraneo, ma diciamo tutta l'Europa esposta a una sfida di questo tipo, o noi riusciamo a declinare due parole, secondo me. Una è quella di generosità e una è quella di egoismo per tutelare il nostro futuro, verrebbe da dire. Mi ha fatto impressione vedere la reazione che c'è stata poco tempo fa da parte, giustamente, comprensibilmente, dei produttori d'olio italiani e spagnoli a fronte dell'apertura dell'Unione Europea nei confronti dell'olio della Tunisia. Ecco, dopo magari allora così intervieni e ci racconti. Io ho guardato solo i giornali, ma facevo tra me e me un commento di questo tipo. La Tunisia, voi sapete, è l'unico paese investito dalle cosiddette primavere arabe che è riuscita a mantenere e continua a mantenere una sorta di parvenza di democrazia, di sistema di democrazia. Ed è un paese che paga e ha pagato un prezzo altissimo con gli attentati che vi sono stati nelle spiagge, nel museo, eccetera, eccetera, con infiltrazioni di milizie islamiche radicali, dell'ISIS e via andare. Allora, o noi europei capiamo che dobbiamo essere un po' più generosi per tutelare egoisticamente il nostro futuro, oppure se ragioniamo solo con la famosa vista corta e non con quella lunga, evidentemente le sfide non solo non riusciamo ad affrontarle, ma le perderemo sicuramente. No, prima Paolo. Riprendo tre aspetti che mi hanno suscitato riflessione delle cose che ho sentito. Cioè la prima, David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, ci dice: accontentiamoci di evitare il peggio. E dopodiché si pone il problema della Costituzione, dei trattati, quindi è un peggio positivo in avanti. Però proviamo ad assumere questo punto di vista. Allora, punto 1, ne siamo convinti, ma diciamolo, ma non si evita il peggio però facendo una trattativa come quella che è stata fatta con l'Inghilterra, perché solo un'Europa fortissima, che è di fronte a un successo clamoroso del suo futuro, che non abbia le contraddizioni che sono presenti, potrebbe permettersi una trattativa a concessione.
Un'Europa che vuole evitare il peggio perché è drammaticamente in difficoltà essa stessa e fa una trattativa tutta a concedere, non evita il peggio, lo produce. Allora, questa però è una riflessione molto seria, perché implica di discutere su qual è il punto di rottura, che non vale solo nel caso del trattato con l'Inghilterra, vale per le questioni politiche, vale per tutto il dibattito economico. E questo è un punto molto serio. Allora, se però vogliamo evitare il peggio, contemporaneamente io penso qualche passo lo dobbiamo mettere in cantiere. Ci sono due aspetti totalmente irrisolti che, secondo questa logica, non pretendo di risolvere al 100%, ma che vanno impostati in una maniera più coraggiosa. Il primo è il welfare e il secondo è l'area fiscale. Sono due aspetti senza i quali non solo non si evita il peggio, perché c'è bisogno anche di fare degli argini, no? Allora, se vogliamo evitare il peggio. E quindi è un modo per andare avanti tenendo conto della complessità della situazione. La questione del welfare è fondamentale perché l'Europa, in tutte le sue articolazioni politiche, è sempre stata all'avanguardia nell'idea del welfare rispetto agli altri sistemi economici, l'anglosassone e anche quelli ovviamente asiatici. E a questo punto la domanda se questo è un terreno che unisce o un terreno che divide va posta, perché in molti casi può diventare un terreno che divide, ma per esempio rispetto all'Inghilterra potrebbe essere un terreno che unisce e quindi anche col 48%, no? O anche col 51% questo tema si pone. Secondo, l'area fiscale. Ora è chiaro che l'area fiscale è contraddittoria, perché è uno dei motivi per i quali c'è l'incazzatura nei confronti dell'Europa, ma è il tema su cui ti misuri quotidianamente, dalle barriere doganali involontarie e nascoste che però ancora ci sono, alla discussione, tu hai fatto l'esempio della trattativa sul piano ferroviario, ma all'intero problema della mobilità. Quindi che cosa facciamo in termini di fiscalità europea? Perché finora, francamente, tutte le disposizioni sono tutte infranazionali, no? Perché altrimenti non evitiamo, cioè, quindi c'è anche una parte laterale. Seconda considerazione, l'ultima riflessione che ha fatto David è molto importante e io penso che sia una chiave di lettura, cioè se dietro non il voto dell'intellettuale o dell'operaio di Birmingham, ma se dietro Brexit c'è nella testa di qualcuno un disegno, diciamo, dal punto di vista che ritorna alla grandeur, no? Sì, io penso che sia così. E la prova l'abbiamo avuta l'ottobre scorso, con la visita del premier cinese a Londra. Il premier cinese a Londra ha parlato alle Camere riunite, inglesi, non cinesi, le Camere riunite inglesi. È stato ospitato a Buckingham Palace, è salito col principe, con la regina e il principe nella carrozza reale e ha fatto il giro a carrozza reale. Niente di tutto questo era successo né con Barack Obama nel 2011 né nel febbraio scorso con la Merkel. Quindi effettivamente è in atto una idea, diciamo, evidente. Possiamo rinunciare all'Europa perché ci giochiamo un nuovo Commonwealth in maniera diversa, un nostro ruolo. La domanda non è se ci sia qualcuno che lo pensa, la domanda è se è realistico, se è possibile. Io resto convinto che in una situazione globale non è nemmeno possibile, però questa è la discussione che noi dobbiamo affrontare, cioè noi dobbiamo sapere che se è in atto questo disegno o siamo all'altezza di un disegno alternativo, propositivo che inglobi, oppure effettivamente se siamo semplicemente, mentre c'è un disegno di questo tipo, noi facciamo una trattativa come quella di febbraio, allora vuol dire che non abbiamo capito niente, no? La terza considerazione, e concludo, è l'ultima considerazione che ha fatto Arcangelo, che
ne abbiamo parlato altre volte e a me convince. Oggi c'è una coincidenza anche economica, lo dico provocatoriamente in questo modo, tra solidarietà e convenienza. La mia convenienza coincide con la capacità di essere solidale. Pensiamo all'immigrazione. Se io voglio arrestare la spinta migratoria, devo fare in modo che quelli partano meno, e partono per due ragioni: perché qui si vive meglio e là c'è meno libertà. Se io agisco in maniera tale perché lì si viva meglio e ci sia una condizione più democratica, abbasso. Lo dico proprio... Ma allora, visto che in questo scenario a un certo punto bisogna parlare anche di Italia, come ci ricordava, qual è la convenienza dell'Italia? E qui bisogna essere chiari, perché non vorrei che cadessimo anche noi nell'equivoco inglese, per cui pensiamo che noi abbiamo una convenienza autonoma. Allora, l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa, è il primo al mondo per patrimonio artistico, abbiamo le risorse naturali che conosciamo, siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo che è tornato luogo di traffici e non solo di migranti, e siamo la sesta lingua studiata al mondo. La prima in alcuni campi dell'arte, della lirica, eccetera. E siamo gli artefici del marchio produttivo e commerciale più conosciuto nel mondo, i Made in Italy. Il nostro interesse economico è l'apertura dei mercati, non è la chiusura dei mercati. Il nostro interesse è essere giocati tutti nell'apertura globale, ma l'apertura è integrazione, non è barriere, non è chiusure, non è monete diverse, è il gioco ampio nel mare ampio. Se noi italiani non restiamo, perché lo siamo stati, stiamo perdendo un po', non restiamo fortemente convinti europeisti, o siamo degli sciocchi o siamo dei suicidi. Un po' come la Regione Veneto, che invece di dire io voglio contare di più a Roma perché sono il Veneto, fa un referendum per separarsi dall'Italia. Posso dire sì, no, innanzitutto voglio dire che l'onorevole Baretta ha centrato un punto fondamentale. Qui è inutile continuare a fare la storia, però noi siamo a questo punto, anche per i meccanismi che hanno portato all'accordo di febbraio, e che sono meccanismi in cui l'Unione Europea ha al suo interno rivisto tutto il suo modello per tenere la Gran Bretagna, per aiutare un processo politico, ha rivisto il suo modello. Londra potrà limitare i sussidi sociali per i cittadini europei che cercano lavoro in Gran Bretagna per un massimo di 7 anni. Per quanto riguarda i rapporti con la zona euro, si garantisce il mutuo rispetto tra paesi con o senza la moneta unica. Londra non farà parte di nessun superstato europeo, quindi non parteciperà a nessuna integrazione politica europea, a nessuna maggiore integrazione politica europea. L'Unione Europea, in base al presente accordo, farà tutti gli sforzi per rafforzare il mercato interno e mantenere il passo per adeguarsi ai cambiamenti, riducendo in modo particolare il carico amministrativo e i costi per le piccole e medie imprese. L'Europa, per assecondare la Gran Bretagna, ha rivisto se stessa. E tutto questo è avvenuto nel silenzio. Perché? C'è un piccolo particolare.
che parlare della Gran Bretagna e parlare dei cittadini del Regno Unito è parlare anche di noi stessi. La questione della Gran Bretagna nei meccanismi di funzionamento del trattato non è un problema solo dei sudditi della corona britannica, è un problema dei cittadini europei. Non solo hai ragione, ma quella è stata una svendita. È stato fatto in nome di un principio politico superiore. Aiutare il sistema politico a chiarire il proprio rapporto con questa opinione pubblica che scatenata chiede di uscire dall'Europa. Se poi uscirà, non sarà stato fatto un grande capolavoro. Per cui non solo hai ragione, ma i governi dovevano assumere con più decisione una iniziativa che non portasse ad un accordo come quello. Perché, ricordiamolo, tutto questo è stato concepito e sviluppato dal Consiglio in nome di un principio politico e della tenuta delle nazionalità. Io penso che al Parlamento europeo e alla Commissione a cui questo lavoro è stato consegnato, e naturalmente non c'era possibilità di intervenire, probabilmente istituzioni più europeiste avrebbero condotto questa trattativa in maniera un pochino diversa. Ad esempio, legandosi un po' di più alle logiche del nostro trattato, perché qui il nostro trattato è rimasto sullo sfondo mettendo la Gran Bretagna in una condizione di poter essere diversa dagli altri. Trasparenza? No, non ce n'è stata. Discussione? No, non ce n'è stata. Questo risente, fa capire quanto la governance democratica europea debba essere rivista. Perché noi abbiamo un problema di democrazia europea. L'avevamo capito con la Grecia e oggi lo capiamo con un'altra vicenda molto rilevante com'è il referendum britannico e il percorso con cui l'Unione Europea ha accompagnato questa fase politica. Si diceva prima in maniera molto efficace di quanto noi con tante aree del mondo dovremmo ragionare in un altro modo perché i nostri destini sono incrociati. È vero, mentre parlava il nostro Presidente ho buttato giù questo schemino. L'Europa nel 1900 era il 22% della popolazione mondiale, più o meno. Nel 2050, e ci stiamo avvicinando, sarà il 7% della popolazione mondiale. L'Africa nel 1900 era il 7-8% della popolazione mondiale, nel 2050 sarà il 20%, il 19% della popolazione mondiale. Questa è la cronaca di un destino incrociato. E anche su questo ci sono alcune riflessioni che ci riguardano, che riguardano l'Europa. Ad esempio un'Europa che negli ultimi anni ha naturalmente sempre guardato ad emergenze che provenivano da altri fronti e che si è dimenticata molto del sud dell'Europa e del Mediterraneo, che ha continuato ad esempio a lavorare con
a intrattenere relazioni con paesi africani sull'onda di storie coloniali. Dei libici si occupano gli italiani, di altri si occupano i francesi, di altri si occupano i britannici, di altri si occupano gli olandesi, i belgi. Abbiamo non solo non affrontato tante questioni che potevano in qualche modo farci trovare oggi in una condizione diversa, ma abbiamo ragionato come l'Europa del secolo scorso. Credo che questo non solo debba cambiare, debba produrre un cambiamento radicale di mentalità, ma stiamo vedendo quanto questo debba essere urgente proprio per i fenomeni che si stanno sviluppando nel Mediterraneo. Due questioni. La prima, negli ultimi anni ci siamo accorti che il nostro spazio di democrazia, di libertà e alle sue frontiere viene minacciato. L'abbiamo visto a est e l'abbiamo visto a sud. Abbiamo visto quanto il deficit di sviluppo e il tasso di sottosviluppo produca situazioni di grande emergenza. Oggi la frontiera sud della Libia è casa nostra, dovrebbe essere casa nostra. Abbiamo la necessità di rimettere il Mediterraneo e Europa e tutto quello che c'è intorno in una relazione molto diversa. Tutto questo naturalmente lo può fare chi? Lo può fare solo l'Europa, e lo possono fare per l'Europa i paesi più esposti. Difficile che una politica per il Mediterraneo venga promossa dalla Finlandia, no, dobbiamo essere noi. E io credo che in questo momento alcuni passi in avanti siano stati fatti, alcune piccole correzioni di rotta siano state imposte, ma che serva con i paesi del Mediterraneo davvero una relazione nuova e una nuova politica. A promuoverla possiamo essere solo noi, perché nostri sono gli interessi che questo avvenga. Su questo voglio ad esempio comunicarvi un'iniziativa che abbiamo cercato di sostenere, e a luglio il Parlamento europeo assumerà la presidenza dell'Unione del Mediterraneo e per un anno potrà svolgere un lavoro di diplomazia parlamentare con paesi dell'altra sponda del Mediterraneo che abbiamo visto che in questi anni hanno sofferto, diciamo, diverse turbolenze e vissuto fasi molto diverse da quelle in cui 3 o 4 anni fa pensavamo potessero aver imboccato con decisione. Questa è una strada importante. Legare i parlamenti delle due sponde del Mediterraneo è legare esperienze democratiche, è mettere nella condizione sistemi democratici di assumersi anche la rappresentanza di pezzi di opinione pubblica. Lo ripeto perché l'ho detto prima e non voglio essere noioso, ma la politica senza l'opinione pubblica non va da nessuna parte, e le correzioni di cui noi abbiamo bisogno per i nostri sistemi nazionali, per il nostro sistema europeo, per la difesa anche dei nostri interessi, noi non ce l'avremo se le opinioni pubbliche non si dimostreranno interessate. Ultima considerazione e poi la smetto. Io sono andato in Tunisia nel dicembre scorso, dopo la visita del Presidente Mattarella, a nome del Parlamento europeo, perché faccio questo in questo momento. Ho incontrato i Presidenti del Parlamento e c'era una richiesta che era già stata fatta al Presidente Mattarella di un sostegno economico per un settore
tunisino, quale poteva essere? La pesca? Il settore automobilistico? La chimica? Non so, quale poteva essere? L'agricoltura. Perché c'era questa richiesta? C'era questa richiesta perché quel paese sta producendo il maggior numero di foreign fighters dei paesi arabi, perché è un paese a 70 chilometri da noi, perché la sua sicurezza è la nostra sicurezza. E questa richiesta di aumentare la quota senza dazio, per cui una sciocchezza, di acquisto di olio tunisino non extravergine, di olio d'oliva tunisino, andava a aumentare la quota italiana che dal 95 è di 57.000 tonnellate all'anno. Noi ne abbiamo, questa è stata la richiesta, comprati 35.000 tonnellate senza dazio, diviso per 28 paesi. Una sciocchezza. Su questo, come voi avrete visto, c'è stato un gran can-can. Mi hanno accusato di essere un affamatore dei nostri agricoltori, di un disastroso europarlamentare che svende il suo paese. Quando sono tornato a Bruxelles ho riunito la commissione competente e di fronte alle osservazioni di alcuni leghisti ho detto: benissimo, se non è l'agricoltura, ditemi voi quale può essere un settore da sostenere. E la risposta è stata la pesca. La pesca sarebbe stata tutta a carico dell'Italia. Per cui noi abbiamo comprato 35.000 tonnellate di olio e le abbiamo divise per 28 paesi. La pesca sarebbe stato un disastro per il nostro, solo per l'Italia. Quello sì sarebbe stato un disastro. Sostenere un paese in difficoltà a 70 chilometri dal nostro paese in quelle condizioni, dopo gli attentati che ha avuto, il tracollo economico che ha subito, è un dovere politico ma è anche un dovere morale. E credo che di fronte a questo, diciamo, la scelta non solo è stata saggia, ma deve essere confermata nel suo valore politico e morale, perché stiamo parlando di un paese che noi possiamo tranquillamente considerare casa nostra e che, tra l'altro, è un paese che ha resistito ai venti turbolenti delle primavere e degli inverni arabi, confermandosi un paese democratico. E se noi non lo sosteniamo, se noi non sosteniamo la Tunisia, chi dobbiamo sostenere? Altro capitolo molto importante che si è concluso ieri, quando eravamo a Strasburgo, ieri l'altro, in aula, è stato quello di sostenere il piano della Commissione per il Migration Compact. Anche questo è un cambio di passo dell'Europa. Certo, abbiamo grandissime difficoltà nel proteggere, nell'aiutare, nel gestire i flussi migratori. Se qualcuno ha qualche ricetta magica la dica, perché ne abbiamo bisogno, l'Europa ha bisogno di idee e di invenzioni, ma è molto difficile, non è una cosa semplice. Però abbiamo bisogno di capire che dobbiamo sì gestire i flussi, ma dobbiamo fare anche investimenti nei paesi. E non possiamo soltanto pensare a chi arriva, certo dobbiamo trattarlo bene, dobbiamo fare in modo che si senta a casa sua, che venga accolto, che ci sia uno spirito di solidarietà e non quelle scene vergognose che abbiamo visto spesso a casa nostra o che di recente al confine con la Macedonia. Quella è vergogna europea. Però abbiamo bisogno anche di fare in modo che nei paesi da cui partono ci sia qualcosa che possa rimettere in ordine un po' la loro economia, che possa dare ossigeno. Ecco perché il Migration Compact e l'iniziativa italiana del governo è stata molto importante che sia stata recepita. Gestione dei flussi e investimenti nei paesi da cui partono. Dicevo prima della frontiera sud della Libia, che dobbiamo considerare come casa nostra, perché entrano da lì. Quando entrano lì
sono già a casa nostra. E poi solidarietà, se parliamo di politica del Mediterraneo, con tutti i paesi che da anni stanno facendo quello che noi facciamo molto malvolentieri. I 2 milioni di rifugiati siriani e iracheni che stanno in Libano, i 2 milioni e mezzo di rifugiati che stanno in Giordania, paesi che non hanno la nostra economia, e che naturalmente hanno grandissimi problemi, anche perché sono paesi che sono esposti non solo nella loro frontiera e con le tensioni che questo comporta, ma che sono impegnati anche militarmente contro l'ISIS, come la Giordania, e fa quello che noi speriamo un giorno possa accadere, e cioè sconfiggere l'ISIS. E lo fa anche a nome nostro. Credo che a tutto questo noi dobbiamo qualcosa. E allora pensare che ci sia uno sforzo economico di investimenti in quei paesi è pensare al nostro futuro. Ed è pensare al fatto, che una volta che questa turbolenza, questa violenza e questa sofferenza passeranno, i nostri paesi e le nostre relazioni tra i nostri paesi saranno più forti. Grazie. Scusate se sono stato lungo. No, molto interessante. Dobbiamo concludere. Io vorrei fare una considerazione partendo da quello che avete detto sulla volontà superiore del Brexit, ispirata a un tentativo di ricollocarsi nella geopolitica e soprattutto nei rapporti con la Cina, che è stata giustamente corteggiata. Ora tutto il mondo corteggia la Cina. Io mi baso un po' anche sull'esperienza personale, frequento la Cina da 30 anni, non credo che il Brexit possa portare un successo all'Inghilterra nel posizionamento nei rapporti con la Cina, a meno che non ci sia un'alleanza tale con gli Stati Uniti per cui la Gran Bretagna si riposizioni in quel senso. La Cina guarda a noi favorevolmente, a noi Europa e all'interno dell'Europa anche a noi italiani, con grande favore da quando appunto si è costituita l'Unione Europea, perché vede nell'Europa, il vecchio continente come loro la chiamano, non solo il baluardo di una cultura antica come la loro, ma anche un interlocutore da contrapporre in qualche misura anche agli Stati Uniti. Quindi l'Europa, per i cinesi importante, all'interno dell'Europa sicuramente l'Inghilterra ha un ruolo molto importante, così come ce l'ha la Germania. Ma anche noi italiani, anche noi ci difendiamo bene, e tutti sapete dell'operazione Obor, Via della Seta, e noi italiani, Venezia, il Veneto, è il capolinea delle Vie della Seta. Quindi dobbiamo essere anche consapevoli dell'importanza del nostro ruolo all'interno dell'Europa, perché i cinesi sono molto attenti all'identità culturale, e questa è una cosa che apprezzano, l'antichità della cultura nostra, dei beni culturali, e soprattutto in una dimensione europea, perché anche la Cina non è un paese, la Cina sono gli Stati Uniti di Cina, è la stessa cosa, ci sono tanti stati all'interno della Cina e tutti autonomi, per cui l'Europa è un interlocutore importante per loro, e non credo quindi che il Brexit possa favorire in qualche modo l'Inghilterra. Concludo dando la parola all'organizzatore, il dottor Boldrin, e ringraziando tantissimo i relatori. Io non ho nulla, grazie a voi. Non ho veramente nulla da aggiungere, se non il fatto che se io ho imparato parecchie cose questa sera, spero che sia stato di interesse vostro, spero che siate interessati a continuare a seguire la nostra attività, per questo potete appunto compilare quella scheda che avete trovato e consegnarla all'uscita. Avremo degli altri appuntamenti che stiamo già programmando per dopo l'estate sul dialogo interreligioso e sulle migrazioni, e saranno altri 2 appuntamenti carichi di significati, soprattutto per informare e formare le nostre opinioni pubbliche di cui tanto si è parlato stasera. Grazie a tutti e buona serata.